Ecco, siamo a Verona Fiere, oggi è il 19 novembre, siamo alla chiusura di Geo-Oikos con l'architetto Romeo Tofano, che è il direttore della direzione regionale della pianificazione urbanistica, dello sviluppo strategico e paesaggistico del Veneto. Ecco, da che punto di vista Geo-Oikos è importante per la sostenibilità del Veneto? Ci siamo accorti che non basta un disegno, non basta un progetto, come era idea cara agli architetti del passato, ma bisogna avere prima di tutto un'idea di orizzonte, di modo di organizzare, di modo di vivere all'interno di questa regione e poi, una volta che la comunità ha, come posso dire, condiviso questi obiettivi, tradurre questi in un disegno. Perché la società è cambiata, non siamo più una società dirigistica, ma siamo una società che, come posso dire, partecipativa. E allora ecco qua questa manifestazione, ma non solo questa evidentemente, ha proprio lo scopo di guardare al Veneto del passato, ma per pensare a un futuro, quel terzo Veneto che ha al centro la cultura che è un modo di essere, una cultura che è un modo di vivere. E allora questa, come posso dire, questa riscoperta, questo disvelare, noi siamo del resto vedutisti, il Veneto del passato, in una logica di futuro è una bella cosa, è una bella immersione, è una immersione che, come posso dire, è quasi una piccola catarsi che ci modifica, ma ci fa anche ci aiuta a vivere, abbiamo voglia di vivere, ecco qua. Allora, il Veneto, quel terzo Veneto del futuro, cosa deve essere? Deve essere colto, aperto e solidale. E però questo Veneto, questi Veneti non possono fare a meno di questi luoghi, perché questi luoghi sono la loro identità, ma questa identità, se si vuole, e lo stiamo spiegando, è anche un'identità che è valore aggiunto nel mercato della globalizzazione. Ossia, il Veneto è competitivo anche nel nuovo spazio di sviluppo europeo se il Veneto riesce a capire che questa identità è un valore aggiunto, perché noi con i nostri prodotti non esportiamo soltanto merce, ma esportiamo uno stile di vita. E allora qua comincia l'avventura del disegnare. È, come posso dire, non è il vagare con la matita, una volta si diceva attraverso la matita passa il mondo, ma sono i dialoghi, quasi come i dialoghi asolani del Bembo, sono dei dialoghi tra attori sociali e istituzionali che portano, ecco qua, a disegnare il Veneto, un Veneto della mente. Quel Veneto della mente che poi noi altri abbiamo, perché tanti sono, come posso dire, i nostri ispiratori, le nostre fonti. Pensate si può pensare per esempio al Zanzotto piuttosto che a Rigoni Sterne, al Nonno Malvivaldi, al Canaletto piuttosto che al Giorgioni. Questa è la nostra identità di cui ne siamo fieri. Certo, è una identità che noi tentiamo di riscoprire in una dimensione proprio di mondo globale, perché noi dobbiamo confrontarci con gli altri ma sapere chi siamo. La cultura è la chiave di volta del futuro e avendo cultura forse non abbiamo più l'ansia del quotidiano, né abbiamo il tremore del futuro, perché attraverso la cultura noi possiamo prefigurare un mondo che potrebbe esserci ma che pensiamo di costruire. E allora ecco qua la cultura è quello che parlavo prima, questa cultura però ha dei punti forti all'interno del Veneto, ha dei luoghi simbolici come possono essere per esempio le nostre città, ma le nostre montagne, le nostre Dolomiti, ma abbiamo nella cultura anche fondazioni di antica origine, si pensi soltanto all'Università di Padova, ma anche con la cultura si cambia anche il modo per esempio di vivere il turismo e l'economia, perché il turismo in questo caso non è soltanto il dare una stanza, ma il turismo diventa uno stile di dare ospitalità, e questo e poi oltre il turismo un'altra dimensione con la cultura è quella della mobilità. La mobilità viene giocata, ecco, la mobilità viene giocata in una dimensione strategica. Ecco, la mobilità quest'anno
è il tema scelto dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per il decennio dello sviluppo sostenibile, di cui la Commissione Nazionale Italiana è affidataria dall'ONU. Ecco, con Servizi Veneto ha realizzato già da 2 anni a Padova il progetto Territorio Sostenibile e Responsabile e è iniziato quest'anno anche a Verona. Dal punto di vista della mobilità, il PTRC della Regione Veneto, visto che il dirigente regionale ce l'abbiamo qua e può anche darci qualche dritta, come si può leggere questa scheda che vediamo qua sulla mobilità, Romeo? Allora è un'interpretazione, proprio prima di tutto un ripensare la mobilità non soltanto come una macchina per vincere il tempo, quale può essere la strada, ma la macchina, la strada prima di tutto è un segno ordinatore che dà rango a un territorio, perciò bisogna pensare alla mobilità, alle diverse tipologie della mobilità, non soltanto, ripeto, in maniera meccanicistica e finalizzata per la mobilità, ma come strumento, ecco qua lo slogan, l'abbiamo usato in questo modo, per dare forma al già formato. Noi ci siamo accorti che, come posso dire, lo sprawl edilizio ha molto spesso, tra virgolette, mangiato molto del nostro paesaggio e allora ecco qua, come ridare forma a un qualcosa che oggi è disarticolato, usando la viabilità, ma penso in questo caso all'SFMR piuttosto che alla mobilità su gomma, la mobilità come modo per ridisegnare la città e per ridare forma a quello che è già formato. Una mobilità che però deve essere... Ci sono dei poli, vediamo, giusto? Ci sono dei poli, ma la mobilità in questo caso significa l'aeroporto, se volete, meglio la cittadella aeroportuale. E noi abbiamo Venezia che in qualche modo è il brand anche in questo caso, ecco, ma la mobilità vista anche come la via della seta, ricordiamoci che lo stretto di Suez tra 2 anni sarà allargato di sezione e di profondità e di conseguenza l'Alto Adriatico può veramente diventare una delle porte di accesso per l'Europa e la logistica può essere uno dei fattori di sviluppo di questa regione anche dal punto di vista occupazionale. Però poi c'è anche una viabilità slow, ecco qua, molto spesso quando si insegna una carta, questa carta si insegna la carta se volete della viabilità autostradale, la carta della viabilità ferroviaria e ci si dimentica l'altra mobilità, se lo si vuole, che è quella slow. Ecco, noi abbiamo voluto dare anche in questa carta, con la viabilità ferroviaria e del corridoio 5 piuttosto che della intermodalità, anche i tracciati della viabilità, delle ipovie, ma anche le piste ciclabili della nostra regione, che sono anche questo una riscoperta del nostro modo di vivere. Quindi la sostenibilità come mobilità che integra, diciamo, le grandi tendenze del futuro, il raddoppio del canale di Suez, il corridoio 5, la mobilità innovativa, diciamo, dell'alta velocità anche o della velocità slow come... Però per noi ha la medesima importanza anche l'autopista Europa o del Sole, che è quella che viene da Amburgo fino alle nostre zone. Voglio dire, la viabilità slow è altrettanto importante, pari e pata della viabilità automobilistica, è un'altra riscoperta, un altro mondo, un altro modo di vivere questa regione. Ecco, un messaggio a Conservizi Veneto, che è l'associazione che raggruppa le aziende dei servizi del trasporto pubblico. Cosa consiglia il direttore regionale della pianificazione strategica e del paesaggio del Veneto? Una piccola cosa. Nel tempo che si rimane nelle carrozze ferroviarie, parlo per i pendolari piuttosto che nei bus, leggere qualche bella poesia di poeti o racconti di questa regione. Grazie.